Ed infine vi proponiamo un altro tema importante che dimostra l'eccellenza della marca trevigiana. Parliamo di turismo medicale, il flusso di persone che arrivano da fuori regione, da fuori provincia negli ospedali trevigiani è alto, questo grazie alla bravura e ai servizi d'eccellenza appunto che sappiamo offrire. Ai nostri microfoni anche il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Sanità Veneta, un modello sbandierato e acclamato da tutta la nazione, che è il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni e presidi locali e che vede nell'US2 marca trevigiana un esempio di integrazione dove i servizi pubblici offerti sono al pari o addirittura superiori a quelli privati. Tra gli esempi il nuovo servizio di radiologia a domicilio, ma anche la qualità delle cure, che stanno determinando una forte attrattività da parte dei pazienti. Noi siamo attrattivi, brutto termine turismo, però siamo attrattivi e l'attrattività pesa positivamente per circa 300 milioni di servizi sanitari erogati, però vogliamo ricordare che noi curiamo tutti i cittadini a prescindere dalla loro confessione religiosa, dal colore della pelle o dalle scelte sentimentali. Però è pur vero che è bene ricordare che i cittadini che vengono qui da fuori non vengono con patologie remunerative, fra virgolette, non è che noi ci guadagniamo a curarli, perché vengono con tutte malattie e patologie complesse, per cui questi 300 milioni sono quota parte delle spese che noi facciamo per curare effettivamente questi cittadini. Ci sono delle unità operative, ne cito una, l'URL di Vittorio Veneto, dove una trazione annua rispetto all'esterno di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Ma poi abbiamo la neurochirurgia di Treviso, la cardiochirurgia di Treviso, la cardiologia di Treviso, cioè sono tutte unità operative che sostanzialmente spostano utenti da altre realtà anche extra regione per venire ovviamente a curarsi qui nella US numero 2 di Treviso. Veneto sempre più gettonato tra le mete di cura dunque, un risultato che è il frutto di scelte organizzative e di investimenti che cominciano a farsi notare in termini di servizi erogati e di dati che posizionano la regione come la prima in Italia secondo la classifica stilata dal Ministero della Salute. Il Veneto è una regione, è la regione benchmark nazionale per la sanità, è una sanità importante, ha 68 ospedali, oltre 54.000 dipendenti, dei quali 11.500 medici, è una sanità che eroga 60 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 2 milioni di accessi a pronto soccorsi, siamo primi per molte cure di particolari patologie, pensi solo al tema del trapianto del cuore, del polmone, dei reni e altre patologie. Dico che insomma basti citare un dato, le donne operate al seno in Veneto grazie all'organizzazione che noi abbiamo dato, che è la Breast Unit, per il 95% dei casi hanno un esito positivo della loro cura. Diciamo che il dato si aggira intorno a 1200-1300 persone, poi il quid economico chiaramente è maggiore di 1200-1300, che andiamo nell'ordine di circa 10 milioni di euro.